Pisa a New York, passando per la Marca. Daniele Meucci è il nuovo re della mezza di Treviso. Il campione europeo di maratona ha corso in 1 ora 03:40, record della gara. Cancellato l'1:04:44 con cui il keniano Kiprop Limo aveva vinto nel 2014 l'edizione inaugurale della gara organizzata dall'ex campione azzurro Salvatore Bettiol. Affiancato dal keniano Bernard Kiplangat Bet e seguito in bicicletta dall'allenatore Massimo Magnani, Meucci è transitato al 10° chilometro in 30:05. Al 15° chilometro i due atleti erano ancora appaiati. Poi, a 2 chilometri dall'arrivo, poco prima di rientrare nel centro storico di Treviso, l'azzurro ha allungato la falcata tagliando il traguardo con 3 minuti e mezzo di vantaggio sul keniano. È stata una bella gara, è un bel percorso scorrevole, bello anche da vedere e mi sono divertita stamani mattina. Adesso devo fare la maratona e poi la preparazione è tutta in vista delle Olimpiadi del prossimo anno. La keniana Caroline Cerono ha dominato invece la gara femminile, chiudendo in 1 ora 14 minuti e 10 secondi. Un tempo di tutto rispetto al termine di una prova solitaria. The track was very good, but in almost this 17 kilometer was like this, but it is okay. I am happy. I'm going to come back here. I am happy. Dopo il secondo posto di Bernard Kiplagat è giunto sul traguardo di Treviso Nicola Spada in 1 ora 11 minuti e 55 secondi. Sto preparando una maratona e oggi volevo fare un po' un test. Ho corso un totale di 30 km, volevo fare la mezza a ritmo più o meno maratona, quindi sono molto soddisfatto. Percorso bellissimo, molto, molto veloce, se uno vuole anche fare una prestazione a livello cronometrico secondo me è l'ideale. Che il percorso di Treviso sia molto veloce lo conferma anche Chiara Renzo, seconda classificata fra le donne. Di solito sto sui 5-10 km, però cominciano a piacermi molto le mezze, quindi piano piano sto andando ad allungare per andare verso la maratona fra qualche anno. Ho trovato il percorso molto bello e sono partita un po' tranquilla con un mio compagno di squadra che mi ha fatto un po' da pacer e quindi mi ha dato una grande mano e sono contenta perché ho tolto quasi 3 minuti di personale, quindi ecco una gara positiva. Al terzo posto ecco l'altoatesina Elena Casaro, raggiante al traguardo ed entusiasta dell'esperienza trevigiana. È la prima volta che sono qua e per me è un po' un test perché sto preparando maratona e sono stata molto contenta. È stata una bella gara perché con Chiara abbiamo un po' battagliato quasi fino alla fine e comunque bellissimo percorso e è stata una bella giornata. Daniele Meucci, che il 1° novembre correrà la maratona di New York, non è stata l'unica star della mezza di Treviso. Con lui, oltre all'ex azzurro ed organizzatore dell'evento Salvatore Bettiol, c'era anche Franca Fiacconi, prima italiana a vincere proprio la maratona della Grande Mela. Già l'anno scorso la gara era partita benissimo perché già un grande numero di iscritti, il percorso lo stesso dell'anno scorso, quindi sempre molto bello. Organizzazione devo dire perfetta in quanto nei rifornimenti, nei particolari, poi comunque è un percorso scorrevole in mezzo alla natura, mi è piaciuto molto come lo scorso anno, devo dire che non ho consigli da dare agli organizzatori per migliorare, nel senso si può sempre migliorare ma la trovo sempre molto ben organizzata, è difficile trovare organizzatori così capaci, quindi congratulazioni a Bettiol, a Bordin e all'azienda che li supporta. Rispetto all'anno scorso abbiamo migliorato anche sulla parte organizzativa, già anticipando l'Expo al venerdì pomeriggio e poi un po' tutta la manifestazione, dal percorso, la zona di partenza e la zona d'arrivo. Quindi anche la zona di partenza non era più all'interno del Pio X, però l'abbiamo fatta tutta sui bastioni, insomma ci stiamo piano piano organizzando meglio manifestazione dopo manifestazione. E poi, fra gli illustri partecipanti, ecco Gelindo Bordin, ora responsabile marketing di Diadora, main sponsor della mezza di Treviso. L'anno scorso è stato l'anno zero, però comunque l'organizzazione è rodata perché i ragazzi sono molto bravi. È bello anche quest'anno, chiaramente quest'anno il clima ci ha aiutato perché era molto meno umido l'anno scorso, tanta gente è andata molto forte, c'era tanta gente e là dietro
le strade cominciano a essere strette, quindi è bello. Mi fa piacere che ci sia soprattutto Gelindo Bordin, perché insomma è un ex compagno di allenamenti e di gare. E poi voglio ringraziare Enrico, l'amministratore delegato di Diadora e il presidente, perché insomma ci dà questa possibilità di avere il suo prodotto e farlo indossare a tante migliaia di persone. Questa azienda trevigiana che veramente sta risalendo alla grande e sicuramente avrà un grande futuro. È una delle manifestazioni alle quali teniamo di più, perché prima in casa e poi comunque si sta sviluppando molto, quindi c'è la possibilità di fare veramente una grande mezza qui a Treviso. È una mezza ma è una distanza facile da affrontare, anche più facile della maratona, per cui siamo on board sicuramente a sostenere questa città e sostenere questa attività. E queste sono le parole sulla mezza dell'amministratore delegato e presidente di Diadora Enrico Moretti Polegato, che poi ha premiato gli assoluti. Una bellissima esperienza, perché si è fatto tutti insieme dello sport, ci siamo goduti la città di Treviso e soprattutto siamo stati assieme. È proprio nel DNA stesso di Diadora, perché Diadora è sport, Diadora è divertirsi e stare insieme e essere italiani, e la mezza maratona di Treviso è tutto questo. Il percorso conosciamo bene: Treviso, Carbonera, Silea e poi lungo la Restera, che penso che sia il fiore all'occhiello, la cosa più bellissima che c'è, poi entrando verso l'università a Treviso. E quindi cosa posso dire? Siamo veramente contenti. Avevamo 19 nazioni presenti e quindi cominciano ad arrivare anche gli stranieri per questa mezza. Essendo così giovane, diciamo, sta già avendo un buon riscontro anche tra il pubblico, tra le persone che praticano il running. Oggi avevamo anche, oltre a Daniele Meucci, Massimo Magnani, che è il CT della nazionale. Quindi possono nascere cose importanti anche per dare più lustro ancora a questa mezza in futuro. La mezza di Treviso non è stata solo gara competitiva. Oltre ai 2000 partecipanti si devono aggiungere altri 700 iscritti alla Family Run, passeggiata non competitiva che ha visto al via, a lato dei bastioni, amatori della disciplina con le famiglie al seguito. Per l'edizione del prossimo anno le idee non mancano e di sicuro i numeri cresceranno. Vi chiedete perché? Perché è bella, perché si corre in natura, perché è bella scorrevole, perché c'è tanta gente anche sul percorso e perché correre ti diverti. Quindi appuntamento il 9 di ottobre 2016 per la terza edizione La Mezza di Treviso.